Bentornati signore e signori, io sono Franco Nusinas, il canale è Un Sardo sul Continente, luogo dove ci riuniamo per disquisire insieme di fomento calcistico chiamato Cagliari Calcio. Anche se, anche se, dopo aver visto ieri sera Lecce-Cagliari, il fomento calcistico si configura più che altro in poderoso giramento di palle. Voi direte perché? Perché se non l'avete vista e vi sto per spoilerare il tutto, vi dico subito che è una di quelle partite che mi fa riflettere profondamente sullo stato psicoemotivo del nostro campionato e che comincia di nuovo a ripropormi quelle vibes, come dicono i giovani, relative a una incredibile acidità di stomaco che ho paura si protrarrà per tutto il resto del campionato. Era una partita dove avremmo dovuto cominciare a dare qualche conferma. Scusate, ma mi devo accendere una paglia. Era una partita di quelle importanti, perché comunque dopo quella col Como, anche quella con Lecce rappresenta a tutti gli effetti una partita con una delle nostre papabilissime rivali per la sopravvivenza anche quest'anno all'interno del campionato di Serie A, e abbiamo concluso con quella che è a tutti gli effetti la prima sconfitta del campionato. Siamo a 3 partite ormai giocate, 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. Prima di buttarci nel commento, minuto per minuto, passatemi la possibilità di, fomentare un pochino il nostro progetto. Se avete piacere iscrivetevi al canale, mettete un paio di commenti, un paio di mi piace, diffondete in giro la nostra esistenza e se avete tempo anche su TikTok e su Instagram, siamo anche lì, sempre Un Sardo sul Continente. Tutto gratis, tutto gratuito. Uniamoci insieme per parlare di Cagliari e anche se non tifate Cagliari, qua si disquisisce di calcio con passione, amicizia e rispetto di tutti gli avversari, quindi siete i benvenuti. Detto questo, allora ci siamo presentati in casa del Lecce con ormai il nostro modulistico perfettamente confermato e affermato da quando è arrivato Nicola, ovvero un nostro ben 3-5-2, che a tutti gli effetti, tolta ancora la defezione di Zortea che è ancora fermo ai box, è rappresentato ieri da quello che almeno nel settore difensivo, ma devo essere sincero anche in centrocampo comunque sia, e in attacco, quindi nella completezza della squadra, aveva come protagonisti il meglio che abbiamo a disposizione, ovvero scuffetto in porta, Zappa, Mina, Luperto, a chiudere tutto ciò che è il settore di difesa della nostra dignità, il solito corposo centrocampo con Bracci esterni, Azzi e Augello, De Jola, Prati Marin sulla centrale e poi per creare quel fomento in avanti verso l'attacco, rappresentato dalla nostra, diciamo, generazione gamma, omega, come cappero si dice, comunque da quelli più giovani, più freschi, più potenti, che al momento attuale, senza alcuna disquisizione da fare in più, sono Luvumbo e Piccoli. Quindi il fatto di aver perso questa partita con comunque anche il meglio che avevamo a disposizione a livello di formazione e in più anche poi, ben presto con almeno un tempo giocato in superiorità numerica, mi fa molto riflettere su quanto possiamo effettivamente essere, pericolosi o incisivi. Perché lei ci ha fatto una bellissima partita, ma noi ci abbiamo messo anche il nostro, poi metteteci anche la sfiga, la sfortuna, va bene, ci sono delle partite che non girano, su questo concordiamo, ma la fortuna bisogna anche un po' crearsela, perché se abbiamo sfiga in un'occasione o in 2 occasioni, però se creiamo quasi solo quelle, è normale che poi, se è già una giornata sfigata, non portiamo a casa niente. Se le occasioni che creiamo sono una decina, invece, per statistica, almeno qualcosa la risolviamo. Magari non avremmo vinto, ma un pareggio l'avremmo strappato ed era meglio che niente. Ma andiamo
nella precisione. Dunque, iniziamo subito con molta garra. A parte invertita rispetto alla partita scorsa, ovvero la partita scorsa abbiamo fatto molta difficoltà a tenere il giro palla e giocavamo sulle ripartenze. Questa volta abbiamo fatto il contrario, iniziando, almeno nei primissimi minuti di partita, siamo noi a tenere il fraseggio, soprattutto in zona di centrocampo, e il Lecce invece che si affida alle ripartenze in velocità di banda. I ritmi di gioco però effettivamente sembra che nei primi 5 minuti li dettiamo noi, ma è giusto una piccola illusione perché Mina, io non so che cazzo abbia visto il nostro Jerry, non me l'aspettavo, infatti una stronzata del genere da lui, passatemi in francese, ma sapete questo è un canale multilingua. Mina al sesto minuto mi fa un retropassaggio che ha qualcosa del criminoso, ok? Retropassaggio, cioè io lì ho piantato una di quei santi, ho tirato giù che era una roba allucinante, ho saltato sul divano praticamente, con le ginocchia, una roba allucinante. Retropassaggio che serve praticamente Kristovic, fortunatamente neanche lui se l'aspettava, riesce lì praticamente a tergiversare quel tanto che basta da che ritorni Luperto dietro sulla linea di porta, perché Scuffetto ormai era completamente battuto comunque era completamente fuori asse, perché non si aspettava una calciata indietro così di Mina. Luperto sostituisce praticamente Scuffetto sulla linea di porta, para questo pallone che Kristovic ha aspettato quel mezzo decimo di secondo in più per tirare e ci salviamo per il rotto della cuffia. Il problema è che da quel momento in poi quell'inerzia iniziale che avevamo creato nei di partita è perduta per almeno un buon numero di minuti e quindi si sveglia il Lecce che diventa molto più pericoloso e diventa oggettivamente padrona del campo. 11° ancora Kristovic con Banda che va via sulla sinistra, mette in area di rigore. Kristovic di nuovo ci riprova, stavolta con un sinistro al volo, all'altezza del dischetto, quindi praticamente un rigore in corsa. Fortunatamente per noi poco preciso e mette fuori sulla destra del nostro buon Scuffetto. A questo punto comincia quella dose di sfiga di cui parlavamo all'inizio della partita. Si sveglia Zito si incazza come una biscia e fa quello che gli viene meglio, ovvero sulla corsia di destra parte, porta via palla a Baschirotto, ne dribbla 4-5, fa 50 km orari di velocità più altrettanti metri, 50 metri buoni di campo da solo, dribbla tutto quello che può, arriva in area di rigore, tira e purtroppo, vuoi la sfiga, vuoi che è Zito, porco tutto, mannaggia a lui, tutte le volte così finisce. Bellissimo tiro, ma anche qua il fomento, la sfiga, la poca precisione che comunque nel tiro ha ancora, ed è inutile insistere su quelli che dicono il contrario. Zito ha tutto, ma gli manca ancora la cattiveria che ha il bomber puro di prima di razza suprema, cioè la precisione definitiva di punire sempre e comunque il portiere avversario. Scheggia la traversa con quel tiro. Troppe volte abbiamo visto questa cosa, ovvero il fatto che Zito riesca a bruciarsi le difese di 3/4 della Serie A, comprese le prime della classe, compresi i difensori che costano o i terzini che costano 40-50 milioni in Serie A, se li brucia, se li mangia vivi per dribbling, per scatto, per tutto, riesce a centrarsi pure, anche circondato magari da dei giocatori, quindi fa delle magie, ma poi porco tutto, quando deve tirare o tira male, o becca il palo, o becca la traversa, oppure è costretto poi a un appoggio all'altro attaccante, che mi va benissimo lo stesso, piuttosto crea possibilità di attacco in una posizione più efficace. Però di suo non riesce, e mi dispiace perché poi alla lunga può logorare questa cosa, soprattutto considerando la quantità di fatica di chilometri che macina questo ragazzo, non riesce a buttarla in porta. Ribadisco che quando ci si mette poi traverso o palo, oggettivamente è anche una questione di sfiga, però alla fine il risultato è sempre quello. Riesce a fare tutto, gli mancano quel decimo di secondo finale per piazzarla meglio, per evitare magari appunto che succedano queste cose,
e ci si mette anche quello, quindi niente, Luvumbo a secco. È una partita molto figa perché ci sono tantissime, cioè molto piacevole da vedere per quanto se sei un tifoso dall'esterno, se sei un tifoso di una delle due squadre sei lì che ti stai mangiando le dita fino alle nocche praticamente perché vedi una partita incredibilmente figa da guardare ma dove rischiamo sempre e in più la sfiga vuole come dicevamo che non riesci neanche a portare a casa subito i gol. Fatto sta che il Lecce per adesso ha avuto già, siamo soltanto al 18esimo, due occasioni nitide, noi ne abbiamo avuta una nitidissima con Zito, ma siamo ancora sullo 0-0. Si risveglia un po' il nostro Mina nella parte più cattiva del suo carattere, un po' di agonismo. Secondo me ieri si è accorto che oggettivamente faceva fatica a mantenere Kristovic. Tant'è che quindi ha cominciato un po' a emanare quella dose di scintille che ha nel suo carattere, l'abbiamo già visto anche l'anno scorso. Quindi al 22esimo in piena area di rigore, praticamente c'è uno scontro assolutamente pulito e di gioco, dove effettivamente Jerry resta bruciato da Kristovic e quindi Mina parte e comincia ad accusare l'attaccante di essere entrato troppo duro su Scuffet perché voleva colpire di testa un pallone che era stato piazzato, se non mi ricordo male, proprio da Banda. Fatto sta che comunque Jerry comincia a innervosirsi parecchio e da quello che ormai ho percepito delle sue skill anche caratteriali da quando gioca con noi, ho notato che lo fa soprattutto quando si sente in difficoltà e secondo me era ancora psicologicamente incazzato per il grossissimo rischio con quel retropassaggio i primi minuti di partita che aveva quasi portato al vantaggio del Lecce. Vantaggio che comunque si configura, e devo essere sincero, giustamente, perché ormai è la terza, quarta occasione che creano in questi primi 25 minuti da parte del Lecce, perché al 26esimo Kristovic, partendo proprio da un calcio d'angolo e al seguito dell'ennesimo tentativo di azione respinto poi dalla nostra difesa, con un bel calcio d'angolo, palla sul secondo palo, riesce praticamente a mettere dentro con un bel destro che anticipa tutti e fa l'1-0 del Lecce. Sono contento delle nostre fiammate di ritorno, cioè cosa significa? Subiamo questo gol. Un gol che comunque sia, in proporzione di quantità di rischi che abbiamo subito noi, che hanno subito loro, noi a parte l'azione isolata di Zito, non abbiamo fatto altro. Loro invece comunque hanno pressato molto di più in nostra area di rigore. Kristovic aveva avuto almeno due o tre occasioni pericolose. Viene premiato per questa pressione continua che porta davanti, però quando subiamo questo genere di azioni mi è piaciuta la reazione della nostra squadra, ovvero il fatto che di nuovo Luvumbo si risvegli, sta cominciando ad avere molto più carattere rispetto all'anno scorso, è diventato quasi una sorta di leader, di fomentante, insomma, e quindi la cosa non mi dispiace per niente, anzi vuol dire un bel momento di crescita, soprattutto psicologica per il nostro eroico Zito. Fatto sta che è proprio Luvumbo che si aggiusta il pallone questa volta, dopo aver fatto l'ennesimo scatto sulla fascia destra, aver bruciato per l'ennesima volta tutti, questa volta quasi avesse sentito le bestemmie che si tirava da casa un po' tutti, si ferma un attimo prima, vicino all'area di rigore, si aggiusta il pallone, calcia in porta dal limite dell'area, questa volta il pallone è deviato da Baschirotto, quindi era stato molto più pericoloso, perché Zito il problema che ha è quello, troppa foga. Entra, dribbla tutti, entra, si reinserisce dalla destra, prova quello che poi alla fine è sempre un diagonale che sia alto o raso terra, prova l'angolato, ma troppo in fretta e quindi non avendo per forza questo tiro di primissima, perché comunque anche giovane, sono cose che ti vengono poi o per un talento assoluto e non giocheresti da noi, oppure comunque con un pochino più di esperienza, ha fatto quello che io voglio che faccia. Si deve fermare un attimo, quei 10 secondi, sì, 10 secondi, quel millesimo di secondo, piazzarsela meglio dove gli viene più comoda e tirare, come ha fatto in questo momento.
Baschirotto la devia e finisce fuori, però è un tiro più pericoloso rispetto all'altro di impulso che becca la traversa. Certo, se anche quel tiro non beccava la traversa entrava, va benissimo, ma è un tiro più pericoloso questo, perché te lo sei piazzato un attimo e hai cercato il punto dove potevi bruciare il portiere avversario. Quindi bella, bellissima giocata, bella partita di Zito in questo momento, assolutamente. Si va avanti quindi con una partita molto bella da vedere, ripeto. Calcio d'angolo da parte nostra, la palla viene messa però fuori subito dalla difesa, arriva fortunatamente per loro la palla è buttata fuori, ma il nostro Augello prontissimo prova immediatamente il tiro di nuovo sul rimpallo, ma la palla finisce altissima. Per vedere un abbassamento finalmente di questo ritmo così forsennato dobbiamo aspettare il 35esimo, dove inevitabilmente dopo questo tour de force fatto da tutte e due le parti si abbassano leggermente i ritmi, ma la partita era stata davvero bella, veramente bella da vedere. So che devi averlo ripetuto 100 volte, ma comunque quando una partita del genere viene giocata dai nostri, come vada il risultato, ti dà comunque una bella soddisfazione. Fatto sta che, di nuovo rischio per noi, Dorgu effettivamente con un cross dalla destra di Gilbert, un errore in uscita di nuovo di Scuffet che oggi l'ho visto meno lucido del solito, devo essere sincero, arriva Dorgu di testa, fortunatamente per noi alto sulla traversa. Chiudiamo in avanti noi questo primo tempo, almeno ci proviamo, di nuovo Luvumbo, di nuovo messo in difficoltà però dalla difesa che mette di nuovo in difficoltà la difesa del Lecce con la sua velocità ovviamente strabordante, ci riprova di nuovo ma ormai è marcato a vista praticamente da tutto ciò che è difensivo nel Lecce, quindi gli stanno chiudendo molti più spazi. Parte poi un calcio di punizione al 42esimo di Uden dal limite dell'area con un bel destro, tira quindi dal lato destro, scusatemi, dell'area, tira di mancino, questa volta di nuovo Scuffet, ma lucido e attento, riesce a buttare fuori la palla su calcio d'angolo. A questo punto Prati stava provando praticamente a reimpostare il gioco. Dorgu, cosa succede? Mi fa una bruttissima entrata su Prati, ma proprio brutta, questa qua è stata davvero brutta, io anche lì un altro santo l'ho tirato giù. Succede quindi che l'arbitro va a rivedere l'entrata di Dorgu su Prati, il piede è completamente a martello sulla caviglia del nostro giocatore. Un intervento non pericoloso, di più, perché davvero lì rischi di spaccare davvero qualcosa all'avversario. Non ce n'è necessità per quanto sia una partita sicuramente importante per entrambe, ma siamo ancora alla terza di campionato e questa cattiveria non vale in nessun momento della stagione perché è gioco pericolosissimo. Bisogna avere rispetto della salute degli avversari come la si vuole per la propria. Quindi giustamente l'arbitro, dopo aver guardato il VAR, finalmente butta fuori Dorgu. Ci è voluto secondo me anche un po' troppo nel livello di decisione, ma alla fine così è. Il Lecce è in 10 e da qui a me cominciano a girare profondamente tutto quello che mi può girare, perché come avete capito siamo praticamente alla fine del primo tempo. Intervallo, 45 più 2 minuti, quindi molto veloce il recupero del primo tempo. Iniziamo quindi tutta la seconda metà di partita con vantaggio numerico di giocatori e nonostante tutto finirà che non riusciamo a portare a casa neanche un punto. Noi facciamo subito un doppio cambio, Nicola decide di tirare via Zappa e Prati per far giocare Palomino e la Padula, quindi mette due centrali di ruolo dietro, mi piace quest'idea, ci stava, perché comunque ha visto che il Lecce più che essere pericoloso sulle fasce è molto più pericoloso in zona centrale. Quindi l'accentramento poi della manovra d'attacco del Lecce ci sta il fatto di voler avere due persone molto fisiche, molto più incazzose, molto più di ruolo a coprire quindi questi braccini corti della difesa. E davanti fa bene a buttare giù praticamente con questa sorta di tridente anche la Padula per cercare di riaprire la partita. Fatto sta che iniziamo subito con un bel calcio di punizione al limite dell'area nostra, ci eravamo portati in avanti, fallo quindi della difesa se non sbaglio di Baschirotto ai danni proprio di Marin che poi batte la punizione.
Serve la Padula tirando con questo calcio di punizione, il problema è che, purtroppo l'attaccante, il nostro Gianluca, colpisce la barriera. A questo punto pericolosa azione questa volta invece di Lapadula che entra in scivolata malamente su Ramadani e becchiamo subito un giallo, mentre tutto quanto, il pubblico del Lecce chiedeva inevitabilmente il rosso, fomentato anche comunque da quello che era avvenuto pochi minuti prima, dalla fine del primo tempo, verso Dorgu. Siamo noi adesso che spingiamo in maniera molto più pesante, anche perché la superiorità numerica si fa sentire, creiamo una sorta di mini assedio in zona praticamente della porta del Lecce, tant'è che al 53esimo Falcone fa una parata di quelle che si dovrà ricordare per tutta la vita, perché Azzi, da distanza ravvicinatissima, Falcone riesce a compiere un vero e proprio miracolo sul colpo di testa che aveva portato Azzi, fomentato da un cross dalla zona sinistra del campo. Azzi colpisce di testa a distanza ravvicinatissima, miracolo, il guizzo, quello che insomma capita ai portieri che giocano così bene di ruolo, e effettivamente persone pronte come Falcone ci sta. È una partita fomentante, niente da dire. Stiamo provando in tutti i modi a riportarla a riportarla in auge, insomma, il pareggio. Io però ne ho viste tante, signori, davvero le ho viste tante, da quando ho coscienza di me ho guardato partite del Cagliari. E io avevo già idea di come sarebbe finita, perché sono delle partite queste che capisci già per inerzia che il karma non ti darà niente. Perché? Stiamo giocando in superiorità numerica, stiamo tenendo il campo da quando siamo rientrati nel secondo tempo. Siamo praticamente a trazione anteriore, perché hai praticamente tre punte che giocano ormai. Hai lo Wumbo, la Padula e Piccoli. Hai una buona cattiveria davanti, perché comunque hai provato con una traversa, hai provato di testa, hai provato di quello, hai provato dell'altro, e non entra. L'Uvumbo in piena forma. Hai però contro la sfiga, si è visto. La traversa del primo tempo, Falcone che fa l'intervento dell'esistenza sua. Quindi, piano piano, io, devo essere sincero, cominciavo già a guardare verso la mia destra dove c'era seduta mia moglie, che ha capito anche lei che non ce n'era, ci guardavamo e avevamo capito che era una partita che non avremmo portato a casa. Di nuovo, un tentativo a questo punto poi, da parte nostra, alterne vicende che si giocano lì fino a quando non, rischiamo di nuovo a causa di Banda che si invola sulla destra, arriva poi nell'area di rigore, un bellissimo tiro a giro, veramente bel giocatore questo Banda, niente da dire. Fortunatamente per noi sfiora soltanto il palo alla sinistra di Scuffet. Siamo al 60esimo ormai, l'ultima mezz'ora. Finalmente, devo essere sincero, poi ne parliamo nel post partita, sentito pochissimo e visto pochissimo. La prima partita davvero no, di Piccoli, ma in scioltezza. Al 63esimo ci prova Piccoli finalmente su un bell'assist di testa arrivato da Mina. Il problema disturbato praticamente da Gaspar, non riesce ad accentrare bene questo tiro che finisce con nulla di fatto. Falcone poi, l'eroico portiere della giornata, prende un giallo perché sta perdendo un po' troppo tempo, effettivamente io lì anche il terzo santo della giornata era andato giù, perché quando vedi poi 'ste cose, insomma, non sei all'ultima di campionato e ti stai giocando la salvezza, se alla terza non fare 'ste cagate. Lo vedevi che stava guadagnando tempo, l'arbitro giustamente un bel giallo. Un pochino sporca la partita del Lecce ieri, per certi atteggiamenti, per certe cose, però, ci sta, bisogna riconoscerlo, quindi non insomma non ne facciamo un dramma, hanno fatto una partita comunque bellissima tecnicamente. Insistiamo noi con questo tridentino ormai portato in avanti, siamo al massimo tentativo di sfondamento che abbiamo a disposizione. Il Lecce resta quindi rinchiuso nella sua area di rigore. Entrano, era da un po' che non lo vedevo, son contento di averlo visto, di nuovo ancora di più a trazione anteriore, Felici e Viola per far uscire Azzi ed Eiola.
quindi è proprio il segnale di Nicola di dire all'arembaggio andate tutti in avanti perché hai tolto comunque Azzi che per ruolo suo di base ha una predisposizione più difensiva e idem stesso per Deiola, mettendo avanti quelli che fanno più trazione anteriore. Quindi praticamente in questo momento siamo quasi con 5 in avanti, 2 a centrocampo e 3 in difesa. Mi è piaciuto perché vuol dire coraggio, cattiveria, ci devi provare e comunque sono 20 minuti giocati così, quindi da una parte c'è da incazzarsi perché dici cazzo, anche se abbiamo messo tutti quelli che possiamo fare di cattiveria davanti, non siamo riusciti a buttare una palla dentro. Ma dall'altra parte mi fa piacere vedere una squadra comunque e un allenatore coraggiosi che hanno la voglia di giocarsi il tutto per tutto fin dalle prime partite di campionato, quindi a livello psicologico niente da dire. La partita si fa sempre più calda, Marin prende un giallo per aver buttato malamente giù Kristovic che stava ripartendo per l'ennesima volta, qualche piccolo cambio ancora per il Lecce, per poi fermarci al 78esimo con un problema fisico, poi si sono scoperti essere, se non mi ricordo male, erano dei semplici crampi da quello che ho visto, un recupero bello corposo perché comunque fra i vari cooling break e poi anche lo stop per verificare le condizioni fisiche di Kristovic che si era fermato all'improvviso, ci si è fermati diversi minuti in questo secondo tempo. A questo punto il Lecce si chiude inesorabilmente dietro catenaccio pieno e il Cagliari che proviamo, siamo noi che proviamo praticamente a spingere da tutte le parti sulle fasce, davanti, dietro, in tutti i modi possibili. Ogni palla però è preda di quei due signori che, devo essere sincero, mi hanno fatto molta invidia perché non perché i nostri facciano cagare, ma mi avrebbe fatto piacere avere anche un acquisto del genere in difesa, oltre che Palomino e Luperto, che si stanno rivelando ottimi acquisti, però dopo aver visto come giocano questi questo Gaspare, questo cavolissimo di Baschirotto, che già avevamo anche conosciuto nello scorso anno, devo essere sincero, mi è preso un attimo di invidia perché hanno fatto davvero una partita sontuosa, sontuosa. Ci giochiamo l'ultima carta, quella del fomento, quella dei miracoli, signori. Non ha bisogno di presentazioni, avete già capito chi sta entrando in campo. Ci giochiamo l'ultimissima carta, il buon uomo dei miracoli, Pavoletti. Prende il posto di Piccoli, secondo me giustamente, perché è stato quello più spento di tutta la squadra ieri, e ci giochiamo quindi l'uomo dei miracoli che in questi ultimi 10 minuti di solito riesce in cose che gli esseri umani normali non possono. Insistiamo quindi a spingere, Viola butta giù Kristovic, difende bene il pallone al centrocampo, però anche qui sono perdite di tempo alla fine. Ancora un intervento miracoloso di Falcone che salva il risultato, questa volta di nuovo Luvumbo, di nuovo andato via in velocità, di nuovo con il destro a rientrare, ma Falcone è ancora lucidissimo, ancora pronto. Alla fine tutti gli schemi vanno praticamente via, c'è Mina che è praticamente in posizione di attacco fissa quasi, perché così sfrutta tutti i centimetri di tutti i palloni che possono arrivare dalle fasce. Non ci sono più schemi, non c'è più niente, ci stiamo giocando il tutto per tutto, quindi è stata fomentante quest'ultima fase di partita. Arriva all'89esimo, l'occasione clamorosa, quella del miracolo che tante volte abbiamo visto, ma che stavolta non va. Viola, recuperato un pallone deviato dalla difesa del Lecce, ci prova col mancino e proprio a tutti gli effetti un fottutissimo calcio di rigore a gioco ancora continuo. Io non so che cosa abbia visto Viola in quel momento, so soltanto che avrebbe potuto piazzarla dove voleva, perché Falcone era in un momento finalmente anche di stanchezza, cioè era fisso lì che lo guardava, non sembrava essere in grado di muoversi chissà dove. Invece che piazzarla dove voleva, tira una sassata di quelle che è una roba boh, che se entra sotto il 7 crea fomento, dici porca miseria gliel'ha spaccata la porta. Peccato che quando tiri quelle sassate così, se sei preso dalla poca precisione e dalla velocità di concludere, come è successo ieri, ha beccato la traversa. La traversa sta ancora vibrando, quello sicuro, certo, si è incrinata inesorabilmente e andrà sostituita, però è traversa, la palla esce, quindi nulla di fatto. Si va avanti così,
con alterne vicende, ma ormai abbiamo dato tutto. Quindi anche in quei 7 minuti di recupero non succede nient'altro, se non che il Lecce continua a essere chiuso, noi proviamo a impostare il gioco, ma ormai abbiamo perso fiducia e ottimismo. E quindi finisce con un clamoroso insomma fino a una certa, 1-0. Allora, vi ho detto che era una partita che mi aveva fatto girare le palle. Mi ha fatto girare le palle sì perché l'abbiamo giocata o mezzo partita in superiorità numerica, mezza partita dove praticamente mezza no, ma poi diciamo dal 60° in poi e poi all'80° avevamo praticamente metà squadra costituita da attaccanti o da ali alte e non siamo riusciti comunque a buttare una palla in porta. Quindi sì, mi fa girare le palle perché vuol dire che tolto tutto effettivamente abbiamo qualche pecca ancora davanti, però il nervoso viene più che altro secondo me da la sfiga, perché comunque abbiam preso 2 legni, abbiamo peccato di frenesia, perché tu puoi mettere anche 5 giocatori in avanti quando vedi che vuoi recuperare la partita. Però se poi mi entrano in questa sorta di frenesia da attacco e non riescono a costruire qualcosa di preciso, serve a poco. Fatto sta che andiamo ruolo per ruolo. Scuffetto un pochino meno lucido del solito, sia per quell'uscita un po' rovinosa che aveva poi portato praticamente a quelle scintille fatte fra Mina e Kristovic, e anche per un paio di azioni dove l'avevo visto davvero completamente bruciato e che poi sono finite non in porta nostra per un po' di fortuna anche per noi. Non l'ho visto lucidissimo, quindi un 5 stavolta ci sta. Difensivamente io devo essere sincero, non ho molte critiche da dare né a Palomino, né a Zappa, né a Luperto, né a Mina, perché hanno fatto bene, hanno giocato bene. Kristovic molto pericoloso, Banda molto pericoloso e nonostante fosse più veloce Kristovic, inevitabilmente anche Banda, sono riusciti, a volte con un po' di cattiveria in più, a volte con un po' di intelligenza, a arginarlo, tant'è che la partita si è conclusa solo con un gol per il Lecce, che poi non ha più quasi costituito un grosso rischio per noi, se non in un paio di occasioni nel secondo tempo, ma da quando poi l'hanno espulso Dorgu ed erano in minoranza numerica, automaticamente si sono molto chiusi indietro, quindi difensivamente secondo me sono tutti promossi, hanno fatto una bella partita, tutti quanti. Anche Palomino subentrato, sto vedendo un ritorno di forma di questo ragazzo che è stato comunque fermo molto, davvero importante, è praticamente già in tiro secondo me, quindi io credo che in un paio di partite possiamo vederlo titolare anche lui dal primo per far rifiatare anche Mina e magari giocarcelo da subentrato. Però, bene. Il nostro centrocampo, Augello e Azzi, come sempre hanno fatto più lavoro di ricopertura dietro piuttosto che grandi manovre in avanti. Ci sta, quando poi vuoi fare grosse manovre in avanti, a sto punto è inevitabile fare quei cambi che hai fatto nel secondo tempo, quindi sostituisci mettendo Felici, Augello te lo tieni perché è immortale, poi quando capisce che deve trazionare in avanti perché vede entrare più attaccanti che altro, si sposta in avanti, quindi mi va benissimo. Il nostro centrocampo ha fatto un bel gioco, un bel giro palla, una bella manovra di costruzione. Sia De Viola che Prati mi sono piaciuti. Mi è piaciuto quando è entrato Viola, sempre cattivo, sempre sul pezzo. Per poco non faceva sto gol miracoloso. Anche lì, sì, gli puoi dire piazzala lì, mettila là, però in quel momento lì sei nel fomento, tiri e vedi come va. Quindi non mi sento di dargli troppe colpe. Ha fatto comunque una bella partita quando è entrato. Vale per tutti. Il centrocampo mi è piaciuto molto di più rispetto alla partita scorsa a livello di giro palla, a livello di impostazione. Tant'è che sono riusciti a fomentare molto le corse, poi i passaggi a Luvumbo, che è stato quello poi più pericoloso in assoluto davanti. La Padula, Pavoletti e Piccoli. Allora, Pavoletti è entrato ovviamente tardissimo in partita e non puoi chiedergli sempre miracoli, però ci ha provato, ha creato fomento. Gianluca lo vedo molto spento, molto fuori fuoco. Comincia ad avere davvero un po'
difficoltà fisiche, cioè nel senso non è più bruciante, non è più è pericoloso se gli passi il pallone giusto, però dobbiamo usarlo così davvero, dobbiamo usarlo da subentrato. Quindi va bene, per quanto mi pianga il cuore e mi dispiaccia, è inevitabile. Luvumbo sontuoso, la sfiga ci si è messa, la traversa, quello e quell'altro, però poi ha provato anche a impostare un po' di più, a tirare, è bruciante, scatta, crea pericoli, niente da dire. Oggi mi è mancato però il suo contraltare, mi è mancato Piccoli e mancandomi Piccoli, che vuoi un po' di stanchezza, vuoi il fatto di giocare comunque come ex, vuoi tutto quello che può esserci. Per un motivo o per l'altro, se ci pensate, nella telecronaca l'abbiamo citato una volta sola. Tant'è che poi viene sostituito, ma giustamente anche sarebbe stato sciocco tirare fuori Luvumbo che invece stava ancora facendo fomento. Oggi Piccoli proprio non pervenuto, cioè lo vedevi che girava lì, ma oggettivamente veniva anche il resto della squadra il servire il Luvumbo perché non era propositivo, silenzioso, anche quando lo inquadravano, non sentivi mai lui che provava a chiedere, a dire, a fare, a indirizzare, a chiamare palla. Oggi era proprio spento. Spero sia stata una partita no, ci capita, può capitare a tutti, quindi anche lì non mi sento di condannarlo. Fatto sta che ci ha messo tantissimo la sfiga, perché sicuramente ci ha messo tanto la sfiga, quei due pali stanno ancora tenendo, gridando vendetta, però non possiamo dare colpa solo a quello, perché come dicevo in apertura del video, la fortuna te la devi anche creare. Noi abbiamo fatto 4 o 5 occasioni dove non è entrato niente dentro, benissimo, la sfiga ci si è messa, però è impensabile anche che quando poi tu giochi quasi 20 minuti di partita, praticamente con 5 attaccanti davanti, chi punta, chi ala, ma comunque erano 5 attaccanti davanti, c'erano Luvumbo, Pavoletti, Felici, La Padula, per una prima fase anche Piccoli, più Ugello che spingeva in avanti e Viola che era sempre lì, e crei praticamente soltanto quell'occasione del famoso calcio di rigore in corsa di Viola che va sulla traversa. C'è comunque da riflettere su quello, cioè se vogliamo giocare delle fasi di partita dove buttiamo avanti tutto, dobbiamo abituarli a giocare in modo tale che questo buttare avanti tutto, fare jackpot insomma sul banco, sia funzionale. Perché se tu mi metti 5 persone che corrono in avanti e provano a lanciare palloni a buffo, però non costruiscono qualcosa effettivamente di pericoloso, e ti ritrovi che poi alla fine li hai soltanto utilizzati sperando che qualcuno risolvesse qualcosa, ma alla fine di azioni concrete ne creano una, c'è qualcosa da lavorare dal punto di vista tattico, dal punto di vista tecnico, c'è proprio di allenamento di questa fase. Cioè tu li devi prendere, devi dirgli ok, in caso di emergenza io butto tutti dentro, metto Felici, metto, a seconda di chi è più stanco fra Luvumbo e Piccoli, faccio entrare Pavoletti, Luvumbo, la Padula, entrate tutti ragazzi, mi raccomando, voglio che organizziate il gioco su quella persona, che so, servite l'Uvumbo e seguite l'azione in modo tale che se il Zito non può tirare, vi crossi in centro e qualcuno di voi che di mestiere la buttate dentro la porta avversaria ci sia pronto. Oppure giocate tutto sulle fasce, uno di voi sta fisso in centro a fare da perno e lo foraggiamo di cross. Oppure due davanti che accompagnano praticamente l'azione facendo un po' di passaggi veloci, degli 1-2 per poi nel caso vedere le due ali che rientrano e appoggiarla a chi è nell'angolazione giusta o più smarcato. Ce ne sono tante di strategie di possibilità d'attacco. A me ieri è sembrato un po' un buttiamo tutti dentro, vediamo cosa succede. Mi ha dato questa impressione qui. Quindi oltre che la sfiga ci si è messa anche un po' di foga di troppo, non legata però a una vera organizzazione d'attacco, di schema d'attacco, ok? Quindi psicologicamente mi son piaciuti, cattivi tutti quanti, veramente hanno fatto una partita con le palle, una bella partita da vedere, però è inevitabile che mi rogni perché il Lecce è comunque un nostro diretto avversario e segna proprio con lui la prima sconfitta della stagione. Mi dispiace, ovviamente mi dispiace per la giornata no di Piccoli che era molto spento ieri, spero che si recuperi molto in fretta. La settimana prossima, adesso siamo noi a 2 punti, siamo a 2 punti signori,
siamo non messi male ancora, siamo 15esimi insomma, ma siamo tutti lì ancora appena iniziato il campionato, cioè con una partita sbagliata davanti e noi che la vinciamo, praticamente potremmo finire tranquillamente sesti in questo momento, quindi non vuol dire nulla, anzi quinti addirittura. Quindi è inutile fare conteggi adesso, cioè dietro di noi abbiamo la Roma e il Bologna praticamente, quindi insomma va bene. Dobbiamo cominciare a ingranare, di più. Su quello sì, sicuramente, è il momento in cui fare un po' di punti e cercare di non perderne troppi, anche perché domenica 15, adesso c'è la pausa poi delle nazionali, giochiamo contro il Napoli. Un Napoli che ieri ha fatto il fuoco, che ormai si comincia a intravedere il lavoro di Conte, pericoloso quindi, molto pericoloso. Sta a noi cercare di non farci travolgere. Spero che in questi 15 giorni ci siano un bel lavoro fatto da Nicola che ha tutti i mezzi e le capacità per farlo, tanto ormai il mercato è chiuso, quindi bom, di rodaggio di tutti gli schemi possibili. La difesa a 3 secondo me mai funziona bene, quindi bisogna recuperare al 100% Palomino. Bisogna insistere sul recupero, cercare di recuperare Zortea il prima possibile, in modo tale da creare poi questo cambio doppio, secondo me, quando butta male Zortea Felici con poi davanti le due punte. Può essere e Viola centrale, quei cambi così quando vogliamo creare la cattiveria in attacco sono secondo me i migliori, trovandoci poi in un momento della partita dove abbiamo Zortea, Felici, Viola e magari Luvumbo Piccoli o Luvumbo Lapadulo o Luvumbo Pavoletti. Secondo me è la cosa più pericolosa che possiamo creare per ribaltare una partita. Difensivamente di centrocampo io non avrei nulla da cambiare perché Marina dopo Prati stanno facendo De Jong e lo stesso Viola Convente, abbiamo detto, stanno facendo belle partite e la difesa mi piace molto. Non pensavo l'avrei mai detto, ma siamo entrati subito in botta e quando abbiamo ancora Augello e Azzi sulle fasce che sono pronti a rientrare, siamo molto ben chiusi. Detto questo, signori, partita dolce amara, ma va bene lo stesso, è il calcio, è così, è la storia del Cagliari anche così, quindi va bene lo stesso. Sempre forza Cagliari, signori. Vi invito a iscrivervi al canale, a commentare, a mettere un mi piace, lo stesso vale anche su TikTok e su Instagram se avete piacere. Io sono Franco Nusina, se il canale è un sardo sul continente. Vi ringrazio per l'ascolto e ci risentiamo tutti molto presto. Ciao a tutti, aio!